questo rincaro sarà veramente pesante per le tasche di ogni società e parliamo soltanto di energia elettrica. Poi se ci fosse anche, perché abbiamo tutti gli spogliatoi, se ci fosse anche un rincaro dell'energia, del gas, eccetera, sarebbe inquantificabile il danno. Non solo aziende private. Ad essere coinvolte nell'aumento del costo dell'energia elettrica sono anche le attività sportive che, calcolatrici alla mano, hanno già fatto una stima di quello che potrebbe essere l'incremento che andrà a pesare sulle casse societarie, come nel caso dell'Union Pro, società calcistica che oltre al campo di Mogliano gestisce altri 2 impianti a San Trovaso e a Preganziol. L'aumento ipotizzato del 55% per noi sarà veramente tanto pesante. Gli aumenti per noi saranno sull'ordine dei 5-10 mila euro all'anno. A questo si aggiungono gli ulteriori costi che la società ha dovuto affrontare per il Green Pass. Abbiamo aggiunto personale per il controllo del Green Pass, per cui i nostri costi sono aumentati. Società sportive ora anche alle prese con l'obbligo di Super Green Pass. Se nella fascia 15-18 anni quasi il 95% degli atleti dell'Union Pro è vaccinato, completamente diverso lo scenario tra i 12 e i 14 anni. Per il calcio categoria giovanissimi, in quanto i vaccinati sono pochi e da ieri purtroppo chi non ha il Super Green Pass deve stare a casa, non può più far sport, far calcio. Come se questo non bastasse, si aggiungono i mancati introiti per lo stop dei campionati fino al 30 gennaio. Ci sono i costi di tutte le squadre senza le entrate, biglietteria, bar, tutto quello che insomma una partita di calcio poteva contribuire. Uno scenario futuro dunque tutt'altro che roseo. Oggi siamo un po' preoccupati per tutto, insomma, per la situazione sicuramente dei contagi che salgono, della situazione Covid, del Green Pass, delle spese, di quello c'è molta incertezza sul futuro.